Nono giorno. Santa Maria, fonte della nostra gioia, ascolta la gioia nel cuore. Abbiamo tanto bisogno della gioia, in un mondo dedito al semplice divertimento. Maria ne è la fonte, perché in essa il compimento della volontà di Dio è stato sempre prioritario. Attualizzazione. Non molto tempo fa, un contadino si presentò alla porta di un convento con un grappolo d'uva. «Frate portinaio», disse il contadino, «sai a chi voglio regalare questo grappolo d'uva che è il più bello della mia vigna?» «A te». Il frate portinaio arrossì per la gioia. «Lo vuoi dare proprio a me?» «Certo, perché mi hai sempre trattato con amicizia e mi hai aiutato quando te lo chiedevo. Voglio che questo grappolo d'uva ti dia un po' di gioia». Il frate portinaio mise il grappolo d'uva bene in vista e lo rimirò per tutta la mattina. Era veramente un grappolo stupendo. Ad un certo punto gli venne un'idea. Perché non porto questo grappolo all'abate per dare un po' di gioia anche a lui? Lo prese e lo portò all'abate. L'abate ne fu sinceramente felice, ma si ricordò che c'era nel convento un vecchio frate ammalato e pensò: porterò a lui il grappolo, così si solleverà un poco. Così il grappolo d'uva emigrò di nuovo, ma non rimase a lungo nella cella del frate ammalato. Costui pensò infatti che il grappolo avrebbe fatto la gioia del frate cuoco, che passava le giornate a sudare sui fornelli, e glielo mandò. Ma il frate cuoco lo diede al frate sacrestano. Questi lo portò al frate più giovane del convento, che lo portò ad un altro, che pensò bene di darlo ad un altro, finché, di frate in frate, il grappolo d'uva tornò dal frate portinaio. Così fu chiuso il cerchio, un cerchio di gioia. Commento del Rettor Maggiore. Lo scorso 3 di aprile Papa Francesco si è rivolto ai giovani maltesi con queste parole. Cari amici giovani, condivido con voi la cosa più bella della vita. Sapete qual è? È la gioia di spendersi nell'amore che ci fa liberi. Ma questa gioia ha un nome, Gesù. In questa frase è racchiusa la motivazione per cui diamo a Maria il titolo di fonte della nostra gioia. Innanzitutto perché con la sua maternità obbediente ha dato a luce al Signore Gesù e così facendo ci rende la gioia che Eva ci tolse. E poi perché lei, per prima vivendo nello stile del dono, testimonia alla Chiesa e a noi la verità delle parole di Gesù. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Maria è la dimostrazione, la testimonianza concreta che chi accoglie la chiamata del Signore, la chiamata ad amare, vede il suo cuore riempirsi di gioia. E non solo, anche le relazioni di Maria con le persone, il Vangelo ci ricorda, generano gioia e serenità, come la visita di Maria ad Elisabetta o come le nozze di Cana. E questa gioia Maria la diffonde anche nei cuori dei santi, i santi di tutta la Chiesa dichiarata o i santi anonimi, sconosciuti, e nelle apparizioni, dove sempre l'incontro con Maria genera non paura, ma serenità, familiarità, costruisce in definitiva fraternità. Riferimento salesiano. Molti ragazzi dell'oratorio si portavano dentro i segni dell'insicurezza, della disistima,
di una grande fame d'amore e di modelli di identificazione, conseguenze di una mancanza cronica d'affetto nella famiglia d'origine. E proprio perché la disponibilità paterna di Don Bosco funzionava da calamita nei riguardi dei ragazzi che incontrava, questi diventavano subito suoi figli. Lo seguivano, lo accompagnavano, quasi lo braccavano, come egli stesso scrisse. Una scena singolare era la partenza dall'oratorio. Usciti di chiesa, ciascuno dava 1000 volte la buonasera, ma senza staccarsi dall'assemblea dei compagni. Io esortavo: andate a casa, si fa notte. I parenti vi attendono, ma inutilmente. 6 dei più robusti facevano con le loro braccia una specie di sedia, un trono, sopra cui io mi potessi sedere. Si organizzavano in ordine a più file, portandomi in trono sulle braccia. Gli altri procedevano cantando, ridendo e schiamazzando fino al rondò. Lì si cantavano ancora alcune lodi che avevano per conclusione il solenne canto del lodato sempre sia. Fattosi di poi un profondo silenzio, potevo allora augurare a tutti una buona sera e buona settimana. I ragazzi, con quanto avevano di voce, rispondevano buonasera. Io scendevo dal trono umano, ognuno andava verso la propria famiglia, mentre alcuni dei più grandicelli mi accompagnavano fino sotto casa. Testimonianze dal mondo salesiano. Un saluto Un saluto a tutta la famiglia salesiana in questa novena di Maria Ausiliatrice. Mi chiamo Rossio del Nido e sono la coordinatrice ispettoriale dei salesiani cooperatori dell'Ispettoria Maria Ausiliatrice in Spagna. Fin dalla mia infanzia sono una devota convinta di Maria Ausiliatrice. È stata mia madre ad educarmi all'amore per la Vergine. Maria alimenta la mia gioia vitale e la felicità che scaturisce dal mio cuore. Viviamo in tempi in cui il mondo soffre guerre, scontri, polarizzazioni, muri e filo spinato. Stiamo assistendo all'aumento del razzismo e della xenofobia che fanno crescere l'odio nella nostra società. Di fronte a questi eventi, la migliore forma di resistenza è la nostra spiritualità salesiana, che scaturisce dalla gioia del cuore che trasforma. Il nostro vitale ottimismo ci aiuta a vivere felicemente ogni giorno, con speranza per il futuro. La fraternità ci fa vivere con gli altri, condividendo il lavoro, la famiglia e l'apostolato. È una spiritualità al servizio ed è certo una spiritualità mariana che guarda Maria così come segue Gesù. Come dice la Carta dell'identità della famiglia salesiana, gioia è un dono non superficiale, ma profondo, perché la gioia, più che un sentimento effimero, è un'energia interiore che sostiene anche le difficoltà della vita. Ma anche per noi cristiani e salesiani, tutti questi segni della nostra spiritualità sono segni di identità. Papa Francesco ha detto che abbiamo bisogno di cristiani sorridenti, non perché prendano le cose alla leggera, ma perché sono ricchi della gioia di Dio, perché credono nell'amore e vivono per servire. Anche il nostro Don Bosco ha fatto consistere la santità in «Siate sempre gioiosi». Madre Mazzarello ha invitato le sorelle a rimanere sempre gioiose, perché è il segno di un cuore che ama molto il Signore. Perché allora alcuni cristiani si ostinano a crucciarsi? Da 4 anni servo l'associazione nel Consiglio provinciale e da molti altri anni come volontaria nell'opera sociale di Maria Ausiliatrice a Siviglia. E la mia esperienza è che la gioia e un volto amico fanno del servizio una profonda esperienza di spiritualità, di santità. Voglio invitarvi in questi giorni di novena ad unirvi alla rivoluzione della gioia pasquale. Ridere al risveglio, ringraziare Dio per un nuovo giorno, sorridere come una famiglia, come faceva Maria, sorridere al lavoro, in chiesa con i giovani, gli anziani. Ogni volta che lo farai, illuminerai la vita di chi ti circonda, seminando speranza con un viso sorridente. È quello che ho sperimentato guardando l'Ausiliatrice in ogni cappella e in ogni visita. Affidamento a Maria.
Accoglici sotto il tuo manto, Madre, e facci sentire la gioia che ha riempito la tua vita. Aiutaci a comprendere che questa gioia è il segno della presenza dello Spirito del risorto. Aiutaci a sentire la gioia vera, non il semplice divertimento, la gioia che si radica nell'essere tuoi figli, messaggeri di pace e di speranza in un mondo che spesso la gioia l'ha dimenticata. Ricordaci invece il rallegrati che un giorno ti disse l'angelo, il gioite detto ai pastori nella notte santa e alle donne nel mattino della risurrezione.